bentornati su Zwischimer Channel World News. Subito in apertura la tragica notizia che arriva da Mestre: un'anziana è stata uccisa questa sera, squartata con una sega elettrica. L'intervento delle squadre speciali della polizia ha permesso l'arresto dell'assassino, che sarebbe il 68enne nipote della vittima. L'uomo sarebbe già stato coinvolto 40 anni fa nell'omicidio di un'altra persona. Adesso passiamo alle altre notizie della giornata. Depenalizzati i reati di guida senza patente e di coltivazione di cannabis, oltre che a molti altri reati quali la violazione di copyright oppure gli atti osceni. Poi, mentre per le unioni civili Renzi sarà a voto segreto a definire le scelte. In Francia, durante dei test farmaceutici 6 pazienti sono rimasti gravemente coinvolti, mentre uno è clinicamente morto. Renzi: dipendenti pubblici fannulloni saranno licenziabili entro le 48 ore. La Germania: la Merkel vieta la piscina ai profughi maschi, donne hanno lamentato molestie. Continuiamo perché risolto l'omicidio Macchi. Dopo 30 anni è stato arrestato un compagno di liceo della vittima. Ed è di pochi minuti fa invece la notizia che in Burkina Faso sarebbe in atto un assalto armato in un hotel. Ci sarebbero vittime e ostaggi, ancora tutto da definire il quadro. Adesso passiamo ai giornali, perché il Manifesto intitola La rissa dei conti, del botta e risposta tra Juncker e Renzi, bombe turche contro l'ISIS, l'Osservatore Romano. Mentre, andando in piano internazionale, The Economist, Crossing the Line, Migrant Man, European Woman and the Cultural Divide, con la bandiera tedesca a ricoprire la prima pagina dell'Economist. Queste le principali notizie della giornata. Grazie per averci seguito. Noi ci rivediamo lunedì sempre qui su Zwischimer Channel World News. Grazie per averci seguito.